Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Dunque oggi ho pianificato una traccia veramente straordinaria e fantastica. Allora, siamo partiti da Monteforte d'Alpone in provincia di Verona. Dopo pochi chilometri siamo già arrivati a Soave, famosa per oltre che il castello, anche il vino Soave. Il castello si trova dietro le mie spalle, adesso qui non si vede, ma sopra una piccola collina. Riprendiamo ovviamente la traccia e andiamo a scoprire dei posti veramente incantevoli. Dopo 10 km si parte a bomba, dunque salitina, nulla di impossibile, misura 3 km con pendenze al 6-7%. Fatto i primi 30 km pressoché, anzi interamente su asfalto e strade secondarie. Dunque avete visto la salita di 3 km al 6-7%, dunque molto facile, che portava praticamente a Colognola ai Colli. Poi siamo scesi velocemente fino ad arrivare a San Martino Buonalbergo e adesso cominciamo a fare un po' di ciclabili e sterrati, come ovviamente la filosofia gravel prevede. E finalmente il primo sterrato di giornata che si vola. Allora siamo arrivati al 35° chilometro e stiamo percorrendo questa fantastica ciclabile che ci porterà nei pressi di Isola della Scala. Allora qui siamo praticamente immersi nelle campagne vicino a Isola della Scala. Adesso mi faccio uno snack, un panino per integrare un po' di energie. Giornata veramente fantastica, le temperature si sono alzate e approfitto per rilassarmi, mangiarmi questo panino e godermi questo spettacolo. Ricapitolando, dunque abbiamo fatto quella strada sterrata in mezzo alle aziende agricole, in mezzo comunque alle campagne per circa 6 km. Mi sono un po' inzozzato e comunque ha piovuto, di conseguenza c'era un po' di fanghiglie, insomma. Poi abbiamo preso una breve ciclabile corta prima di Isola della Scala, abbiamo visto anche la torre scaligera. Bene, adesso abbiamo passato Isola della Scala, ci portiamo nella zona del Mantovano. Da Isola della Scala siamo quasi nei pressi di Mantova, non ci andremo a Mantova ma staremo un po' più all'esterno. E questo tratto
è completamente pianeggiante, ovviamente. Ci sono dei lunghi drittoni, strade di campagna asfaltate la maggior parte, qualche sterrato. Quasi arrivati all'80° chilometro, abbiamo passato Tripoli e San Giorgio di Mantova. Cambiamo adesso direzione, facciamo questa, diciamo, anzi questo sterrato veramente fenomenale. Allora siamo arrivati al 100° chilometro, abbiamo superato la metà del percorso, adesso procederemo verso Cerea e poi Legnago, dopo da Legnago cambieremo direzione e torneremo verso nord. A dopo. Piccolo problema tecnico, guardate la bici. Allora mi sono imbattuto in questo, diciamo, sentiero, o meglio tratturo più che sentiero. Sembrava veramente le sabbie mobili, un disastro. Adesso vabbè, pulisco un attimo la bici e poi riparto. Allora, ragazzi, dunque mi sono fermato un attimo perché ho la bici che è un disastro e soprattutto sembra che pesi 1 tonnellata. Adesso gli do una bella lavatina e dopo riparto. Fortunatamente ho trovato anche un lavaggio proprio sulla traccia, dai. La laviamo e poi ripartiamo. Operazione pulizia bici fatto. Adesso mi sento alquanto ops. Cos'è questo coso? Un airone? Allora, operazione bici fatta. Speriamo di non trovare ancora troppa fanghiglia, però questa situazione è già migliore rispetto a quella di prima. Siamo al 130° chilometro e abbiamo passato Cerea, adesso siamo pronti per arrivare a Legnago. Sterrati non si sono fatti mancare, e non solo, anche un po' di giungla. Allora siamo arrivati al 140° chilometro circa. Adesso prendiamo questa ciclabile che costeggia il fiume Adige e ci porterà fino a Legnago. Poi da Legnago cominceremo un po' a cambiare direzione, dunque tornare verso nord. Giornata veramente fantastica, un po' ventosa, attenzione perché ho trovato un po' di vento contrario, però in questa stagione è anche normale, insomma, poi soprattutto con i temporali che ci sono stati in questi giorni, dunque ci sta. Bene, allora adesso mangiamo uno snack e poi ripartiamo. Vi avevo detto che questa seconda parte aveva molto più sterrato rispetto alla prima. Allora abbiamo
lasciato Legnago al 145 chilometro circa e adesso siamo diretti verso Roveredo di Guà. Da lì poi cambieremo direzione, dunque punteremo verso nord, passeremo Cologna Veneta, sfioreremo Lonigo per poi tornare al punto di partenza. Allora, lasciamo momentaneamente per poi rientrare la provincia di Verona, siamo nella provincia di Padova. In lontananza si vedono anche i colli Euganei, siamo vicini a Montagnana, stiamo facendo adesso la ciclabile dell'anello delle città murate. Allora abbiamo raggiunto Roveredo di Guà, qui alla mia destra abbiamo il fiume Guà e questo è il trek che bisogna fare per 5 km. Un po' tosta, Allora, dopo l'argine del fiume Guà erboso di 5,6 km che mi ha costato veramente molta fatica, ma siamo arrivati praticamente a Cologna Veneta, dunque è stata ripagata quella fatica. Siamo in questa fantastica città, qui alle mie spalle avete un bellissimo cuore che rappresenta la città e molto probabilmente la fiera che si farà in questo bellissimo paese. E qui alle mie spalle avete anche il comune, il fatidico comune, che comunque è stato, l'ho ripreso un sacco di volte perché ci sono passato già 3 o 4 volte credo. Bene, adesso ci mancano veramente poco per arrivare alla fine, dobbiamo arrivare nei pressi di Lonigo e dopo ovviamente arriveremo al punto di partenza di questa mattina, dunque il punto finale, anzi chiamiamolo così, la partenza e fine di questo bellissimo anello. Allora, purtroppo per i lavori che stanno facendo sull'alta velocità ho dovuto modificare la traccia e sto allungando ulteriormente il percorso. Vabbè, insomma, prima o poi ci arriveremo, dai. Allora, finalmente sono riuscito a passare i lavori dell'alta velocità, è stato veramente un'impresa, ho dovuto fare una deviazione che ha allungato un po' la traccia, insomma. Comunque non manca tantissimo per arrivare, spero che il tempo tenga perché vedo delle nuvole un po' minacciose, speriamo, dai. Bene, si è concluso l'anello sono rimasto un po' stupito perché sono arrivato a 195 km con 500 di dislivello. Pensavo un po' meno, però purtroppo abbiamo fatto qualche deviazione eccetera, dunque i chilometri sono andati un po' su. Comunque il giro veramente fantastico, ve lo consiglio vivamente. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, non solo Gavelandre, e visitare i miei profili Instagram e Facebook, non solo Gavelandre. Bene ragazzi, me ne vado a casa perché sono cotto. Alla prossima, ciao!